Novas in sas indagini del omicidio di Pietro Sanna, su pizzino nugoreso di 23 anni, morto a stoccadas in domo sua in Londra. Sa Metropolitan Police ha dato a Eschire, promedio di un comunicato ufficiale, di era arrestata una femmina che stava in sa matessi domo che in Pietro, chi pessana sia implicata in omicidio. Scotland Yard a Perinau, che in questa oras hanno vacheres anatomia e dai cui hanno poter essere a campo altre informazioni del profetto sopra omicidio. Dai primo rilievo vattos in domo de Pietro e dai primas analisi su morto di apparrere un chiapata a più una morte orrorosa. La polizia metropolitana di Londra ha sottolineato che l'ana mutia l'unisi a Sasundiche Binti e su pria diretto a domo de Pietro l'ana cattao vertu a morte che non all'esoria. Sas indagines e la sermandanda dennanti ispettore capo Gary Holmes che ha vedao de un'inchiesta che regalo in principio dunque a pediu a chi abbidu o ischiti carchi cosa di andare a lunarre a sas autoridades ufficiales. Sono 913 sos prófugos irbarcaos custu manzano in supporto de Castello de sa nave de sa marina militare spagnola Victoris. Sono un naufrago recuperaos in questa ultima ardier de son navios impinnaos in sas operazione de soccorso in su canale de Sicilia a largo de sa Libia coordinata de sa Guardia Costiera italiana. Sa nave sta arribada a Sardegna a supporto canale che in 708 omines, 126 feminas, 6 prinzas, 69 minores, tramudaoso che in sospostares a Sumolo e Cnusa ove hanno ricevuto accoglienza ammaniata desa prefettura de Castello e desa regione, parisi a sa capitaneria de Portu, mentre se prefettura, protezione civile, Caritas e Croce Rossa, ASL fini prontoso in sa spostazione provacheres ar visitar medicas e s'identificazione. Appustisi sos prófugos su prusu nigerianos los ana partire in sor centro de Sisula. Sa prefettura da Eschire chi batto schentor 29 ana barrare in provincia de Castello, 273 an andare a Tattari, 117 a Nugore, 80 batto Aristanisi. Custu arribu novu de prófugos in Sardegna ata pesau atteras polemicas politicas che in su centro-sinistra che criticat sa giunta regionale considerata isenta e non capassa de torrare chi nono a su governo. Sa regione rispondete chi su tanto escussu definiu in sa corte de su 2006 e chi sas percentuales e chi li toccano a sa Sardegna sono cussas a stabilias, ma podene crescere cu forma sos sbarcos previstios in su 2017 chi diana de per essere pur de ducentamizza. Pirata on Demand est operazione nuova mandata da Nantir desa Guardia di Finanza de Castello che ha fatto tancare 9 portales internet in preauso per entrare a sos canales a pagamento dei Sky e Mediaset. Sor finanzieri hanno denunziato in stato di libertà de 2 persone accusate de violazione des legges e de su diritto di autore, trampa informatica e contraffazione. Sor finanzieri hanno calculato che sas plataformas sequestradas impreavano 89 server che appustisi de sus primos oscuramentos hanno si inviaro datos permettendo di viere film, sport, series televisivas o programmas pro sus pizzinnos. Sa Guardia di Finanza taberguao che sas plataformas digitales pirata mostravano a sos clientes sos programmas siat in diretta a streaming siat a richiesta. Desas persone denunziadas a una estat in Varese este consideradas amministratore commerciale desa plataforma illegale, invece sa duas a este desa provincia de Macerata e fiti su tecnico. Sa Guardia di Finanza chi pro sas indagines a potiu contare supra desa zudu de su servizio de sicurezza interna dei Sky e Mediaset, cata sequestrao computer, decoder, tesseras Sky, totus os trastos o tecnico informatico necessarios a trasmettere a maniera illegale. Sas indagines cominciadas in su 2006 che lasata coordinadas a procura desa Repubblica de Castello e custa operazione esichiti sa e martu cando sa finanzia iata tancao bindichi plataformas online. Su vicepresidente desa Camera Luigi Di Maio de su Movimento 5 Stelle, candidato a sa garriga de primo ministro, custu manzano in Castello ha piccao parte a sa presentazione desoperazione trasparenzia che in sos sindicos, cussi zeris e portavoce sardos de su movimento. Di Maio ha faveddao de sos risultados desas amministrativas impessucoladas e desas consequenzias a livello nazionale prosas politicas, ma peri desa possibilidade chi su Movimento 5 Stelle
si candidate a sa presidenza della regione Sardigna. Su deputato ha partecipato a un addobbio prova a vedere de Equitalia, l'agenzia di riscossione che su governo nata di era Boliu e invece si chita traballare. Su Movimento 5 Stelle che fa che un'iniziativa ube sos amministratori susi in suo territorio siano accostazzo dei cittadinos pro evitare proceduras illegittimas de Equitalia. E sta arribando a Nugoro pure su postale di su progetto Camineras 2.0, una vaina maniata da giunta regionale in su 2006 che chiede minimare la distanza intra la burocrazia regionale sor cittadinos andando a los addobbiare a domissoro. Sa postazione de Camineras a essere in pratta Italia vinzas a crasa. Sor cittadinos hanno l'opportunità di perire informazioni pro bandos, progetto regionale comunitarios, narrere su parre e soro, facere criticas o dare cussizos. Su progetto guiato dai ingegneri Riccardo Porcu, direttore della comunicazione istituzionale della regione, atta sa punna de garantire la comunicazione in tottube, promedio di su contatto diretto che in sor cittadinos, dando informazione supra sos procedimentos amministrativos che mandata da innanti sa regione e in prusu si potete attivare sa tessera sanitaria come carta nazionale de sos servizios e firma digitale.